Se a scuola vogliono insegnare il veneziano, vogliono insegnare la storia di Venezia, ben venga, sono dei valori in più. Poi se i ragazzi vogliono imparare, imparano. Se i genitori sono d'accordo, possono imparare. Ospite di Ferdinando Avarino al talk show Ring, smorza le polemiche Prince Aulader, referente della comunità bengalese nel veneziano, e lo fa per la prima volta di fronte all'eurodeputata leghista Anna Maria Cisint, che ha apertamente criticato l'iniziativa dell'Istituto Giulio Cesare di Mestre, che farà partire in via sperimentale, in orario extrascolastico, un corso di bengalese per mantenere viva la loro madrelingua nelle nuove generazioni. Sarebbe molto bene se le sue comunità, le persone che arrivano dal Bangladesh, imparassero la lingua italiana, che le donne non la conoscono. I bambini imparano l'italiano, ma tra loro parlano il bengalese. Se vai in giro a vedere i ragazzini, tra un bengalese, un ragazzino con origine bengalese e un altro ragazzino con origine bengalese, se parlano il bengalese, le offrono a cena. Il corso di bengalese in realtà è solo un punto di partenza verso un dibattito molto più ampio. Io le domanderei se è rispettoso della donna e della bambina l'imposizione del velo integrale anche a scuola. Io sono con alcune cose sono d'accordo con lei, perché a scuola si deve andare comunque scoperti. Mestre e Marghera sono meta di una forte immigrazione che ha portato la comunità bengalese dell'entroterra veneziano ad essere numericamente inferiore solamente a quella di Roma. Ci sono queste ragazze a cui viene detto di non fare amicizia con le ragazze italiane, a cui viene detto tu ti sposerai quello. Se volete vivere l'Italia bisogna imparare ovviamente l'italiano, apprezzare anche un po' l'Occidente che vi ospita. Io sono attivista, sono una persona che ha la propria attività, nel suo piccolo prova a dare il massimo. Ovviamente non basto solo io, ci vorrebbe altre persone che vengano fuori, che danno il proprio, però nel mio piccolo io provo a dare una mano alla comunità.